Buongiorno a tutti. Buongiorno. E siamo qua sempre con nonna Rosalia. Questa volta ci sono io, Rosalia, a presentarvi una nuova ricetta. E oggi cosa facciamo? Vuoi fare la focaccia? La focaccia, che in siciliano come si chiama? Se no cominciamo a dire Sfingione. Lo sfingione siciliano, che è una focaccia alta che viene condita, poi faremo vedere, in maniera particolare, molto molto ricca, e questo serve appunto a renderla più saporita e soprattutto sostanziosa. Cosa ci serve per fare lo sfingione? Allora, abbiamo 1 chilo di farina, abbiamo utilizzato metà farina integrale di Maiorca e l'altra metà farina integrale di grano Rossello. Sono 2 farine molto ricche di proteine e molto grezze e leggere, soprattutto la Maiorca, quindi questo ci servirà a rendere l'impasto soffice. Più soffice. Poi è più alto. Poi abbiamo 20 grammi più o meno di lievito di birra sciolto nell'acqua appena tiepida e con un pizzichino di zucchero. Un cucchiaino di zucchero. Un cucchiaino di zucchero che serve a favorire la lievitazione. Poi acqua tiepida per l'impasto quanto basta. Olio extravergine di oliva, noi abbiamo usato il nostro Canadonaschi, che rende aromatica la pasta. Olio proprio della nostra proprietà. Della nostra zona, della nostra azienda. E 15 grammi di sale. Esatto, un pizzico abbondante di sale, 15 grammi. Siamo pronte a impastare? Sì, basta. Impasto io? Sì. Allora, prima si fa un pochettino la conculina e si mette Il lievito con l'acqua. L'impasto deve essere bello morbido. Mettiamo il sale. Bisogna raccogliere bene l'acqua. Questa è ben lavorata. L'impasto deve risultare molto morbido ed elastico alla fine. E ora la caddiamo, giusto? Certo. Spiega cosa vuol dire caddiare. Ammorbidire la pasta. Quindi lavorarla usando le nocche della mano, come se volessi proprio schiacciarla con il pugno. Ed è una cosa antichissima, non è una macchina, è Esatto. una macchina delle mani. Il lavoro completamente manuale. Ecco, già stiamo iniziando a raggiungere la consistenza adatta. Devo sentire proprio le mani che non fanno fatica ad attraversare la pasta. Allora, abbiamo messo un po' d'olio per non fare attaccare la pasta, quindi si sistema in modo tale che vada sull'olio e sia ricoperta d'olio, in questo modo. Ok, e poi si lascia riposare per un'oretta o anche di più, in modo tale che raddoppi almeno di volume. A questo punto la pasta è quasi raddoppiata, quindi la lasciamo adesso un attimo riposare, poi ci sarà il tempo di metterla sulla teglia e vedremo con che cosa si condisce. Ora facciamo la preparazione per il condimento. Perfetto. Ok, allora ci siamo per comporre il nostro sfingione. Ne faremo 2
sono due varianti diverse, una bianca e una rossa. Per quella rossa che è diciamo un po' più tradizionale abbiamo salsa di pomodoro che noi abbiamo condito con olio e origano, giusto? Sì. Poi abbiamo preso due formaggi siciliani, il caciocavallo Ibleo e la vastedda DOP della Valle del Belice, perché appunto bisogna dare tanto sapore. Sono due formaggi molto saporiti, soprattutto il caciocavallo che conferisce un po' di piccantezza. Poi olive nere, Alice. o sarde, O sarde. queste sono sarde salate di sciacca. Poi cipolla che è condita come Olio e sale. olio e sale, in modo tale che si dice in siciliano che appadisce, che significa diventa morbida. Perde un poco, acquista un poco di cottura. Ok, è come se si marinasse fondamentalmente. E poi metteremo sopra l'origano. L'altra bianca invece sarà formaggio, lo stesso formaggio che abbiamo utilizzato prima, e le patate che sono sempre state marinate a fettine molto sottili con l'olio e il sale e un po' di rosmarino. Perfetto. Allora, io faccio quella rossa e tu fai quella bianca. Va bene, a posto. Si prende l'olio in abbondanza e si passa nella teglia un pochino, che è stata un pochino riscaldata, tutto bene fino ai lati, in modo che non si attacchi la pasta all'interno. La Ora dividiamo. faccio chista. Ora dividiamo la pasta. 1 chilo va divisa a metà. Ok. E iniziamo ad allargarla con le dita. Fa dei buchi. Ok, ma diciamo schiacciata con le dita in modo tale che il condimento entri dentro la pasta e quindi diventi bella ricca. Allora tu falla con le patate e lo formaggio, io ci metto la salsa. Io proprio con le mani vado a lavorare la salsa in modo che entri. Poi ci metto prima le sarde o la cipolla? Le sarde metterci. Le sarde. Così buona è? Ci metto un'altra. La siciliana così è. Sarde, cipolla abbondante, olive. Ok, ho fatto proprio una coperta di cipolle. Chissà ci può mettere dopo. Poi ci prendo questo. La live metterci. Ah, prima la live. Certo. Una voglia da live, no? Sono olive giarraffe queste. Queste sono le giarraffa che poi sono buone, oltre che a fare il nostro olio ammini, per essere utilizzate in tavola come oliva da pasto, perché è molto polposa. Allora, una è pronta, ci mettiamo un poco d'ariano, un poco di formaggio manca, tutti da due. Bella condita. Una è pronta per andare in porta. Ti prendo un poco di formaggio in più. Sì, prendo un po' di formaggio.
Ok, mettiamo in forno? Sì, portiamo al forno. Allora, abbiamo sfornato il nostro sfingione. Nonna, quando è che si faceva lo sfingione a casa quando eri giovane, quando eri piccola? Si faceva tutto il tempo. Quando si voleva? Si faceva il pane, si prendeva un pezzo di pasta di pane e si faceva il sfingione e si mangiava mentre che prima devi mettersi il pane nel forno. Ah, quindi mentre si aspettava che si cuoceva il pane, si mangiava Si questo mangiava sfingione. lo sfingione. Allora, vi faccio vedere prima quello con le cipolle, il formaggio, le olive e le sarde. E poi quello con le patate e il formaggio. Vedete che è molto condito. E quanto deve stare in forno, nonna? Quanto ha cotto più o meno? 20 minuti, Con che grado di temperatura? 200 gradi. A 200 gradi, quindi circa 20 minuti, fino a che comunque si crea sotto La crosticina. la crosticina appunto del suolo. Ok? Quindi ora ce lo mangiamo. Ti tocca di mangiare e bere. Ok. Vai, quale vuoi? Un pezzo di chi sta? Ti prendo questa io, con le patate. Ok. E io mi prendo quella. Buon appetito! È buonissima, Saporita. gustosa. Arrivederci. Saluto. Ciao a tutti. Alla prossima ricetta. La prossima volta. Iniziamo. Prende il cane. Cane? Cane! Sì, cane! Adesso cuciniamo te. Che bello. Come ti facciamo? Vieni in Salmì? Ti piace in Salmì? Perfetto. Allora è andata in Salmì. Leila ha detto voglio essere al Salmì. Poverina. Perfetto, allora Leila, come si fa il cane? Leccando. Bella lei, bestia assassina. E da me Leila oggi è tutto. Linea alla regia. Che tu.